Novembre 2010, ottobre 2013, 3 anni fa il Veneto fu messo in ginocchio da un'alluvione che si ripeté in parte anche gli anni successivi. Con un po' di informazioni più anticipate nel tempo si poteva fare di più, troppo breve tempo così, nel giro di 2 euro come siamo avvertiti, è venuto sull'acqua subito. Ieri pomeriggio alle 5 e sono venuti i vigili a dirne che dovete uscire perché c'è l'allerta dell'acqua alta. E alle 7:30 noi eravamo già fuori perché la strada si è bloccata. Abbiamo tirato su quel che abbiamo potuto. Nonostante gli sforzi fatti in questi 3 anni per realizzare opere per proteggere il territorio, il rischio alluvione resta. Sono le cifre a parlare. Il piano, realizzato dal docente padovano Luigi Dalpaus per mettere in sicurezza il Veneto, richiede 2 miliardi e 732 milioni di euro. La Regione finora ne ha spesi 392. Numeri comunque importanti, con 925 opere realizzate in 233 comuni, ma non basta. Beh, il rischio c'è sempre, anche perché poi nella fase autunnale la piovosità arriva e va ricordato che abbiamo realizzato comunque nel bene o nel male 925 opere in questi 3 anni e su 233 comuni. Questa è stata la volontà di un grande lavoro di squadra che abbiamo fatto e che vogliamo continuare a fare. Sforzi concentrati sui fiumi più colpiti dall'alluvione come Bacchiglione, Brenta o Timonchio. Attenzione però a non dimenticare altri fiumi a rischio a partire dal Piave, sul quale è pronto un progetto di messa in sicurezza perché scene così non si ripetano più. Non ho dormito, ero qua. La notte è passata in bianco a portare fuori roba. Devi tirare fuori tutto, scavatori, macchine, materiali, uffici, tutto quanto. Vorrei ricordare che ci sono altri fiumi dei quali non parliamo mai, ad esempio il Piave, il Livenza, il Meduna. Lo dico soprattutto a coloro che pensano che esistano solo i fiumi noti dell'alluvione. In Veneto, con 135 milioni spesi in provincia di Vicenza, 73 nel Trevigiano, 64 a Verona e 52 a Padova, per citare alcuni esempi, hanno trovato lavoro 365 imprese diverse. Le cifre sugli interventi nel nome della trasparenza verranno diffuse anche a tutti i comuni del Veneto, compresi quelli non interessati dai lavori, alle prefetture e alle province, perché nessuno possa dire non sapevo.